ho dei dubbi che Ennio Morricone, se fosse nato in questi anni, avrebbe avuto la fama e il successo che ha avuto, perché non c'è dubbio che tecnicamente lui era un maestro della partitura, quindi avrebbe trovato delle sonorità, delle fasce sonore particolari, eccetera, per accompagnare i film attuali, ma avrebbe avuto forse meno spazio per le sue grandi e spettacolari melodie. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, dunque, questa volta stiamo andando verso l'estate, quelle che seguono saranno le ultime 2 puntate domenicali, dopodiché ci fermiamo per un mesetto, insomma, o giù di lì. Allora, però stiamo chiudendo in bellezza, perché? Perché l'ospite che abbiamo, magari lo avete visto già nel nostro... esatto, nel nostro canale con il Cinevox Cult Club. Stiamo parlando di Franco Bixio. L'occasione, caro Massimo, è stata ghiotta per quanto mi riguarda. Perché? Perché non capita spesso di incontrare, di intervistare un editore, un grandissimo editore e anche un compositore. Insomma, è 2 in 1. Non è facile. Oltretutto stiamo parlando dell'ultimo, diciamo così, erede di casa Bixio, anzi sarebbe meglio dire di casa editrice Bixio, che ha fondata da suo padre Cesare Andrea Bixio. Quindi stiamo parlando di un secolo di attività, tutta inerente alle colonne sonore e alla canzone italiana. Dici un po' però di Franco Bixio, un po' la sua biografia. Beh, autore, compositore romano, discografico, finalmente finiamo il trittico, abbiamo avuto Fabio Frizzi, abbiamo avuto Vince Tempera e finalmente Franco Bixio per l'appunto, quindi il famoso trio Bixio, Frizzi, Tempera, quelli di Febbre da cavallo, di cui parleremo ovviamente, ma non solo, il mitico grande Ugo Fantozzi, ragioniere famoso della cinematografia, ma Franco e poi anche Sette note in nero, famosissimo tema di pochissime note utilizzato da Quentin Tarantino, mentre partiva il ponte quasi quasi, nel famoso film Kill Bill. E ovviamente Cinevox Records è famosissima nel mondo perché ha messo alle stampe colonne sonore importantissimi, e prima di tutte Profondo Rosso, poi Giù la testa, Morricone, Metti una sera a cena, Piero Miliani con 5 bambole per la luna d'agosto e tantissimi altri film straordinari che hanno fatto grande la nostra filmografia. Quindi Cinecchi di che ben sentire. Eh sì, perché come ripeto, un incrocio tra discografico, editore, compositore, c'è un po' dentro di tutto, insomma. Ma non lo facciamo soli, no? No, abbiamo un ospite illustre, un nostro caro amico, Renato Marengo, editore del Cinecorriere, che poi sta curando anche lui stesso questa collana di interviste meravigliose, questo al Cinevox Cult Club. Allora dai, andiamoci a sentire Franco Bixio, Soundtrack City. Ciao, alla prossima! Buona visione! E rieccoci qui, caro Massimo. Ne abbiamo parlato già nell'introduzione. Io direi di introdurre sia Renato Marengo, il nostro amico Renato, che oggi è qui come direttore anche di Cinecorriere, oltre che come amico, no? Sì, ciao Renato. E ciao. Soprattutto adesso il nostro ospite, eccolo qui, Franco Bixio. Ero in attesa, vedi che ero così, dico, a quando? Ciao Franco. Allora, bene. Buonasera, buongiorno, buonasera, o a qualsiasi ora sia. Innanzitutto piacere di averti qui con noi, perché noi lo diciamo spesso, no? Abbiamo avuto i 2/3 di Bixio, Tempera e Frizzi nell'ordine così sparso. Oggi abbiamo l'anello proprio, andiamo a chiudere il cerchio, quindi con Franco Bixio. Ribaltandolo ridiventa come allora Bixio Frizzi. Esatto. Infatti. Guarda, questo è il vantaggio di avere, immagino, il cognome che inizia con la B, no? Guarda,
è stato un vantaggio dal 1968 in poi, quando ho finito il liceo, ma fino allora quella lettera B mi ha perseguitato. Beccarono per primo, chiaro. Sappi, guarda l'iniziale del mio cognome e capisci invece che io al liceo ero felicissimo. Certo. Prima arrivavamo tutti noi con la B, con la C. Allora, all'inizio noi chiediamo sempre qualche cosa sulla biografia, sull'adolescenza e a volte facciamo la domanda che in questo caso però è abbastanza ridicola, come ti sei avvicinato alla musica? A te non la possiamo fare, però la musica non se n'è andata da vicino a me. Esatto. Quindi questa domanda invece paradossalmente te la faccio, cioè nel senso non è scontato, no? che uno poi prosegui l'attività di casa, diciamo, di famiglia. Allora, è giusto quello che dici, perché non è detto che, tant'è vero, il mio fratello è professore universitario, filosofia del diritto, un altro mondo, mentre l'altro ed io ci siamo incamminati in questo mondo rutilante dello spettacolo. Come avviene questo? Come è avvenuto questo? Guarda, noi abbiamo 3 fratelli, 3 figli di Cesare Andrea Bixio, il grande autore di canzoni delle prime. Per chi ci ascolta tra i giovani, dico soltanto Parlami di amore Mariù e Mamma, non fosse altro che uno perché Mamma ce l'abbiamo tutti e l'altro perché è ancora sponsor di un nuovo, anzi musica di un famoso profumo, e quindi i giovani magari la conoscono per quella ragione. Tre figli, tutti e 3 abbiamo studiato, e la cosa buffa era che studiato musica, e la cosa buffa era che tutti e 3 avevamo stili completamente diversi. Mio fratello, l'attuale mio fratello universitario, diciamo, era bacchiano, mio fratello Carlo era jazzista ed io ero un romantico di quelli pazzeschi, eccetera. E quindi ognuno ha fatto la propria strada, le proprie scelte, e io evidentemente più degli altri avevo voglia e un bernoccolino, chiamiamolo così, sulla voglia di cimentarmi nella composizione, ma questo avveniva fin da ragazzino. La mia prima canzone l'ho fatta dunque a 13 anni, mi pare, forse per imitare mio padre che l'ha fatto ugualmente, e si chiamava La lunga attesa, in realtà dedicata a una sartina di cui mi ero innamorato solo a distanza, vedendola dalla finestra. La partenza è sempre quella. Attendevo di incontrarla e non ci sono mai riuscito. No? Quindi da allora poi ho detto mi piacerebbe, e poi non c'è dubbio che vivendo in un mondo dove si parlava di colonne sonore, dove si ascoltavano le colonne sonore, è stato quasi naturale tentare di avvicinarmi a quel mondo e provarci. Grazie anche ovviamente a una strada più pronta, ho potuto sfruttare questo vantaggio, e me ne dispiace per chi non l'avesse avuto, ma ti assicuro che poi era un vantaggio-svantaggio, perché i primi anni naturalmente la musica me l'aveva fatta mio padre. Certo. Mi chiamavano maestro, io non mi giravo perché mi devo girare. Certo. Quindi nel 1968, appena diplomato, feci le mie prime esperienze componendo alcuni brani per 2 film francesi. Uno era Le Biche, che ebbe un discreto successo, e l'altro era Flamme sull'Adriatique, un film intorno agli eventi bellici. Da lì mi sono reso conto che forse avrei potuto tentare questa strada. C'è stata l'occasione del primo film della Hedwig Fenech, che era Deserto di fuoco,
Sì. E fui proposto da mio fratello poi, quindi eccolo là. Eccolo lì, vedi. Fui proposto come compositore della colonna sonora. Fu una grande emozione, fu un impegno che io presi un po' forse con incoscienza, però l'incoscienza dell'età giovanile mi ha fatto provare, ho messo a disposizione tutta la mia voglia di comporre temi e non fasce sonore. Ero molto più giovane. Togli quella fotografia, per favore. Che capelli meravigliosi, Franco. Ma sai, mettiamole a Rich Fenech, che è meglio, dai, va così almeno Franco non si... Ma io conoscevo già Vince Tempera e quindi dovevo competere con i capelli. Giusto. Vince era una testa proprio così, alla Gimiento. Senti, io invece ti volevo chiedere un attimo di tuo padre Cesare Andrea Bixio, cioè che padre era dal punto di vista proprio professionale, ecco. Mio padre era uomo dell'Ottocento, primo Novecento, quindi aveva un criterio verso la famiglia, verso la moglie di quel tipo. Vale a dire, la moglie doveva stare a casa dopo aver partorito più figli possibili e seguire la famiglia e stare vicino al marito nei momenti ufficiali importanti. E un po' questo è stato demandato la nostra formazione più che altro a mia madre, non che mio padre fosse assente, anzi diciamo che un suo intervento di uno sguardo valeva molte più urla di mia madre, no? Perché grazie anche forse a questo fatto che era un personaggio famoso, soprattutto allora, che era ricercato, eccetera, e che la stessa mia madre aveva messo su un piedistallo anche nei confronti di noi figli, per noi il nostro padre era quello che diceva era legge, ripeto, solo a volte con uno sguardo. Era un padre però molto affettuoso, soprattutto forse ne ho beneficiato io che ero il terzo figlio, e come spesso accade lui era già grande, quindi avere un figlio in età già matura, questo ha reso le cose un po' più tenere, però era veramente un padre molto, molto affettuoso e che era un po' schivo poi, tranne nei momenti in cui era necessario essere uomo pubblico, poi era un po' schivo, era proprio il compositore, ecco, si chiudeva poi nel suo mondo. Ma, che era ma è vero che tua madre lo chiamava maestro? Casa. Il maestro. Sì. Con noi era papà, ma con chiunque altro era il maestro. Ma era anche giusto, è stato il più grande autore del primo Novecento, l'inventore della canzone in lingua italiana, ha fatto il primo film sonoro italiano, 1930, la canzone dell'amore. La canzone dell'amore. Quindi, guarda caso, giusto appunto per magia. Allora. Guarda che fu un fatto epocale. Mio padre mi raccontava che non c'era televisione che tenesse, cioè il cinema sonoro sconvolse le persone che vedevano improvvisamente le stesse facce che avevano visto fino al film precedente parlare e addirittura cantare come nel film. Ma la cosa curiosa che si vede in questo film è anche come si registrava allora la colonna sonora, perché si vede la sala di registrazione con l'orchestra schierata e si vedono i primi come si registrava sulle lacche. Allora dovete sapere, i vostri ascoltatori devono sapere, se non lo sanno, che la lacca era al posto del registratore e c'era una puntina che incideva questo disco di cera. Se qualcuno sbagliava, il disco andava buttato e si ricominciava. Ecco perché secondo me
erano molto più professionali e professionisti sì, certo. i musicisti dell'epoca nelle orchestre, perché guai a sbagliare troppe volte, non lavoravi più. Me lo ricordo anch'io, i famosi nastri che stavano anche negli anni 70, quelli costavano. Adesso, insomma, costa il tempo, ma il materiale non costa più. Poi nulla si butta, no? Certo. Nelle piste infinite del digitale. Sì, e sì. quindi mio padre ci ha seguito. Devo dire che la cosa che mi è capitata è di ascoltare i suoi momenti creativi, che erano molto intimi, per cui lui evitava di farli anche in famiglia, in pubblico. Diciamo, diventando più grande poi ho capito quello che allora io stavo studiando pianoforte, eccetera, armonia e composizione, quindi per me... ecco, quindi il tuo strumento è il pianoforte, questo sì, c'è, sì. ok. Per me era, come dire, il contrario di tutte ciò che mi veniva insegnato, perché mio padre, poi i miei amici mi sfottevano anche a me, devo dire, era un po' pedale ardore, come si dice, no? E quindi componeva usando moltissimo il pedale abbassato, ma questo era un fatto magico, cioè lui aveva inventato il cloud prima che esistesse il cloud, perché che succedeva? Voi mi insegnate, se tu tieni il pedale schiacciato, cominciano a girare nella stanza migliaia di armonici che si scontrano, cioè, per cui era una cosa che per me allora sembrava quasi impossibile e inascoltabile, poi, no? Che diventava un frastuono. Beh, da quel cloud, che oggi io chiamo cloud, da quel cloud piano piano questo pedale veniva smorzato e tu sentivi proprio, sia con la voce sia con le dita, che mio padre tirava fuori la sua melodia e a quel punto diventava la melodia di quella canzone. Era un momento veramente magico. In effetti poi il pedale è un po' l'antesignano del reverbero, è quello che quindi però se metti troppo reverbero capisci niente. Franco, mi viene una domanda da farti, ma cosa ti è rimasto, anzi cosa credi di avere nella tua musica, nel tuo modo compositivo, nel tuo modo di approcciarti alle immagini di quello che ti ha lasciato tuo padre, o comunque che tuo padre ti ha insegnato volontariamente o involontariamente? Ma io credo la melodia, guarda. Se vai ad ascoltare molte colonne sonore, anche precedenti al trio, trovi delle melodie ben precise. Quindi forse il fatto che mio padre fosse un autore di canzoni ha facilitato questa mia particolarità, ma tieni conto che se vai ad analizzare poi di contro le canzoni di mio padre e togli i ritornelli, quasi sempre le strofe sono dei grandi temi quasi lirici, a volte come se fossero delle ouverture, e quindi quello è probabilmente il gusto che mi è rimasto, sì. Effettivamente io avevo difficoltà nei momenti di tensione, eccetera, dove era necessario un altro tipo di composizione, ma certamente non nei momenti in cui andava fatto un tema, e purtroppo non si fanno più, quasi ormai sono rari. Infatti te lo stavo il cinema chiedendo. negli anni 60, 70 e 80 ha permesso i grandi temi della musica da film italiana, per cui ho dei dubbi, anche adesso, per carità, sto dicendo e toccando un nome sacro, ho dei dubbi che Ennio Morricone, se fosse nato in questi anni, avrebbe avuto la fama e il successo che ha avuto, perché non c'è dubbio che tecnicamente lui era un maestro della partitura, quindi avrebbe trovato delle sonorità, delle fasce sonore particolari, eccetera, per accompagnare i film attuali,
ma avrebbe avuto forse meno spazio per le sue grandi e spettacolari melodie. Quindi è un peccato che questo non avvenga, mentre ancora nel cinema americano questo avviene. Ecco, ti posso fare una domanda a proposito di questo, sia come musicista, compositore che come editore. Qual è, a proposito diciamo della crisi del tema, della crisi della melodia in campo della musica applicata per il cinema, qual è secondo te la ragione per cui attualmente, almeno nell'ambito della filmografia italiana, viviamo questa fase? Beh, sai cos'è? Che, allora, primo, la filmografia italiana, la quantità di film che si facevano in quegli anni non è paragonabile a quella che si fa attualmente. Parlo di cinema. E oltretutto in quel grande numero erano rappresentati tantissimi generi cinematografici. I film in costume, i film d'amore, i film comici, i film di guerra, i film l'introspezione, le grandi epopee. Insomma, era una filmografia molto variegata e questo permetteva proprio di esprimersi in maniera diversa, sottolineando in maniera più semplice, avendo l'opportunità di sottolineare quello che erano quel tipo di film. Il Mondo Nuovo, Metello, adesso vengono in mente dei film che nessuno ha visto, dei giovani nostri, ma che avevano delle colonne sonore spettacolari. Allora, poi il cinema italiano ha ritenuto di specializzarsi, tra virgolette, nel cinema leggero e nella commedia, che è stato sempre uno dei generi più frequentati, ma è cambiato per esempio il linguaggio, è cambiato la scrittura stesso, cioè non è paragonabile una commedia come poteva essere Don Camillo da quelli che poi hanno garantito incassi enormi di famosi cinepanettoni, no? Anche nel film comico degli anni 70 e 80 c'erano sempre gli spazi dedicati proprio al rapporto umano degli interpreti, al rapporto che veniva scritto dagli sceneggiatori per spiegare l'ambientazione. Cioè, se tu prendi lo stesso Don Camillo, ma perché ci sono quei temi strepitosi famosi è perché c'erano quei momenti in cui si spiegava che cos'era la Valle Padana, che cos'erano quei paesi dove c'era ideologia che si scontravano. Cioè, la musica, se tu toglievi il sonoro e il parlato, raccontava il film. Oggi è tutta una battuta dietro l'altra, eccetera, quindi spazio musicale non ce l'hai, e se togli il parlato, rimane poco, non riesci a capirlo. Questo per il film comico. Poi ci sono i film di azione, questi qui hanno seguito quasi da non capire se è un videogame o un film, no? Hanno seguito un po' la scrittura che c'è nei videogame, che lasciano molto spazio all'effettistica, quindi sì, alle fasce sonore con effetti, eccetera. Apro però una parentesi e spezzo una lancia a favore dei videogame, perché mia opinione è che grazie ai videogame i giovani di oggi si sono riavvicinati alla colonna sonora e si sono riavvicinati anche alle colonne sonore di catalogo, forse anche a questo nouvelle vague del vinile. Benvenuto. Bentornato vinile. Allora, prima ci hai fatto vedere nel backstage una... Allora, visto che io sono la conclusione di questo trio del Tizio Tempera, mi fa piacere
farvi vedere e visto che abbiamo parlato di vinile, una realizzazione che abbiamo fatto. Aspetta, che bello, 7 note in nero. Allora, siamo talmente presuntuosi che scriviamo 7 e basta, Infatti, si capisce. Però in realtà si capisce perché c'è un 7, come vedete, e un viso terrorizzato di una donna che, come ricorderà chi ha visto il film, era stata murata viva. E noi ripetiamo qui quei mattoni che si vanno a chiudere. Ed ecco qui la geniale copertina di questo vinile, che poi ripete il 7 note in nero con uno stile un po' anni 70, no? Bello, stupendo. Quando le locandine si facevano disegnate, dipinte. Il grafico inglese infatti riprende molto i colori degli anni 70, eccetera, e poi questa oh, che meraviglia. Guardate che meraviglia, ecco. Sì, no, vorrei dire qualcosa proprio sulle copertine. Ecco, mi ritorna in mente quando negli anni 70 addirittura trovai senti che profumo, guardate. Senti che profumo. Allora, lo so. La copertina, dovete sapere, questa copertina l'ha fatta un inglese, uno di quelli che fa le copertine a Ozzy Osbourne, insomma, ai grandi personaggi del rock britannico. Lui si chiama Luke Insect ed è un fantastico grafico designer, che praticamente è un artista contemporaneo, e ha saputo interpretare questo disco, diciamo, di anni prima, riportando l'atmosfera che è quella del film, ma con questo pizzico, ecco, questa grafica un po', a me ricorda anche, no, le orme, il prog, insomma, praticamente è tornato col vinile il piacere anche di aprire gli album, di guardare, sono vere e proprie opere d'arte le copertine, vi ricorderete, no? Yes, Roger Dean, Jethro Tull, eccetera. E questa serie che Franco vi sta mostrando mi fa, Franco, intervengo un attimo su questa cosa. Con Cinecorriere abbiamo nel frattempo la rimandiamo nel muro. I mattoncini, bravo, ecco, quella è un'idea geniale questa dei mattoni, no? E dunque questo disco fa parte di una serie di ristampi, di riedizioni in vinile e anche di 45 giri e anche in cassette, no? Una serie, sono delle vere e proprie scatole magiche che contengono alcuni tra i più grandi successi della Cinevox, successi di colonne sonore, grandi autori, eccetera. Pensate, oltre al trio, c'è ovviamente Goblin, Morricone, Dario Argento, ci sono un sacco di novità. E con Cinecorriere abbiamo pensato, a Franco è venuta l'idea di fare questo club, no? Cinevox Cult Club, un club proprio per appassionati non solo del vinile, ma delle colonne sonore di quel periodo fra gli anni 60 e 80. E con Cinecorriere noi abbiamo praticamente aperto durante la settimana più volte, ci saranno articoli, interviste, Franco le fa addirittura col video, abbiamo degli interventi di addetti ai lavori, di personaggi, eccetera, e con notizie, interviste, interventi che rimandano il pubblico ad andarsi a cercare queste meraviglie, Franco, che avete fatto con la Cinevox in collaborazione con un'altra società, diciamo che specializzata. Oggi fare queste confezioni è molto impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, per cui abbiamo trovato nella AMS un graditissimo partner, oltre che amico, con il quale abbiamo iniziato già da qualche tempo le ristampe, e ogni tanto facciamo dei numeri speciali, come è stato il bellissimo cofanetto di Suspiria. Queste ristampe, che sono stampe in numero limitato, quindi proprio per collezionisti. Però, diciamo, due cose mi hanno poi portato
a voler giocare. Una, anche perché proprio visto che oggi sono in veste del terzo autore del trio Bixio Frizzi Tempera, forse voi lo sapete, ma io l'ho scoperto dopo, che anche il trio è cult. Infatti, abbiamo scoperto dopo che molte nostre musiche che allora ci sembravano assolutamente normali o l'uso di un basso, eccetera, era diventato cult anche quello e aveva avuto successo anche un certo Tarantino se ne è reso conto, no? Che era infatti. Col tema di Sette Note Nero, che ha riproposto in una delle scene più cruente del film, quella dell'ospedale del Kill Bill 1, ma non solo. In quel film gli RZA, che era un famoso gruppo rapper, ne hanno fatto una versione rap, ode, non mi ricordo nemmeno che cosa, ma era molto efficace anche sulla scena. Eccolo là. Lui poi quando sta facendo, capito? Io faccio pubblicità. Il rullo. Product placement, Allora, ma se è vero che Bixio Frizzi Tempera era cult, se è vero che Cinerox è una etichetta cult, ecco perché abbiamo pensato di fare questo gioco più che altro, perché è un gioco che mi piace condurre personalmente, ma un po' per cercare di far vivere alle persone che ascoltano un po' proprio anche l'attività che si svolge in una casa discografica, come si prendono delle decisioni, eccetera, e andare a rivedere gli amici che hanno creato questo movimento cult della Cinehouse, quindi autori, registi e quant'altro, senza fare concorrenza a Soundtrack City, per carità. È una cosa molto più casareccia la nostra, però mi piacerebbe per esempio intervistare coloro che sono stati in prima linea e sono riusciti a resistere, come diceva un magistrato, resistere i negozi specializzati di vinile. questa sarebbe un'ottima iniziativa. Hanno resistito quindi io sono in quegli scaffali fortunatamente e ci sto tornando, e mi sembra doveroso andare a ascoltare il loro parere su è cult o non è cult Cinevox. Può essere che non lo sia. Io volevo però prima di passare la parola a Massimo sulla filmografia fare invece una domanda circa l'attività di editore, ma potrei dire anche di discografico, visto che ne parlavi prima. Vedi che c'è una poltrona dirigenziale. Ok. Ma invece ti chiedevo, oggi mi dici quali secondo te sono le virtù e le caratteristiche che dovrebbe avere un buon editore? Essere come me. Domandone. So. Allora, guarda, oggi fare l'editore nel senso più nobile è difficilissimo, a volte impossibile. Allora, perché dico nel senso più nobile? Perché l'editore era veramente il talent scout degli autori. L'editore aveva voce in capitolo nei rapporti con la discografia e con i produttori cinematografici. Perché dico produttori cinematografici? Perché a loro volta il produttore aveva una grande voce in capitolo sulle scelte del proprio film, poi demandate ormai totalmente ai registi, ma non dico che è sbagliato, dico che è cambiato. Il produttore prima era un produttore che molto spesso investiva di suo e quindi era molto attento alle scelte, eccetera, e si discuteva la creazione del rapporto
della musica per quel film con lo stesso produttore. Dopo si coinvolgevano i registi e quant'altro. Oggi poi da quello si sono creati delle grandi coppie di registi e musicisti, e allora a quel punto è chiaro che è ovvio che le cose erano come prestabilite. Rota Fellini, Piccioni Sordi e Morricone Leone sono quelli più noti. Ma l'editore era poi veramente il braccio destro del compositore. Era colui che spingeva il compositore di qualsiasi levatura e qualsiasi nome voi possiate fare, presente o passato soprattutto, che erano disponibili a sentire il parere dell'editore, perché ritenevano che l'editore sapesse meglio e conoscesse meglio il mercato, soprattutto il mercato post uscita film, perché la fortuna di quelle colonne sonore di cui abbiamo parlato prima, con le melodie eccetera, era che esisteva poi un mercato parallelo che era il mercato di vendita della colonna sonora, il mercato della produzione di programmi radiofonici dedicati alle colonne sonore, e questo riportava a casa diritti in più per l'autore, la gestione all'estero. Quindi veramente l'editore camminava insieme all'autore, e l'autore sapeva di poter contare e credeva nel lavoro dell'editore. Oggi, sai, si sono sovrapposti un po' tutti i mestieri. Tu trovi un autore che è autore, manager, supervisor, editore, e quindi fonico di se stesso, perché si creano delle sovrapposizioni, e soprattutto diciamo che le scelte ormai sono quasi sempre preordinate, e il regista viene già con un'idea precisa di chi deve essere il musicista. Poche volte sta capitando negli ultimi tempi che c'è una libertà di scelta. Devo dire, fortunatamente, noi abbiamo, come dire, nel nostro panorama poi molti autori che si hanno lavorato e sia che sperano di lavorare, e noi ugualmente con noi, e quando accade siamo costretti, tra virgolette, a metterle un po' in competizione, perché una cosa che non si faceva prima e oggi si fa sempre più spesso, e il nostro sistema di proposta, che è ovviamente senza nome e cognome, ma solo con la composizione generata dalla lettura di una sceneggiatura o dalla visione di uno spezzone del film, ha portato sempre un risultato ottimale, perché noi abbiamo nome e cognome, il gioco è quello. Ma mettendo dentro anche magari il musicista segnalato magari dal regista, se ci lascia l'opportunità, diciamo che la funzione dell'editore in questo caso è aver avuto ormai un'esperienza tale di abbinamento di musica per le immagini, che può più facilmente capire quale può essere l'autore che ha la cifra giusta per quel film, e quindi interpellarlo, fargli fare un provino magari insieme ad altri, e molto spesso senza nome abbiamo vinto questa sfida. Quindi se mi hai chiesto cosa è rimasta dell'editore puro, ecco, questi aspetti, oltre che la gestione corretta, sana, eccetera, di un rapporto con l'autore per i suoi depositi, cioè quello fa parte della tecnica.
per noi il maestro, forse grazie all'insegnamento dato da nostra madre, il maestro per noi è sacro, ma anche nei rapporti col produttore, eccetera. Noi siamo a fianco del maestro, se c'è da litigare col produttore siamo a fianco del maestro, cerchiamo di aiutarlo a risolvere eventuali problemi e questo lo facciamo con l'esperienza che è pluriennale, 1930-2021, insomma qualche cosa avremo imparato.